Buongiorno a tutti e ben ritrovati, io mi chiamo Cristina del blog UNESCO con Cristina e in questa nuova puntata vi porterò alla scoperta di un luogo davvero particolare e tra l'altro molto antico, compreso tra i comuni di Vidor, Farra, Moriago e Sernaglia. Sto parlando della bellissima area naturalistica dei Palù del quartiere del Piave, un paesaggio di circa 1000 ettari visitabile a piedi o in bici grazie ai suoi numerosi sentieri. E adesso sigla! Eccomi, allora io mi trovo proprio dietro il cimitero di Mosnigo dove c'è la chiesa parrocchiale e stiamo per prendere il sentiero numero 7, quindi trovate le indicazioni, ci sono anche qua, ecco ve le faccio vedere e niente, è tutto segnato, quindi il percorso è molto semplice. Gli interventi dell'uomo in questo sito risalgono all'età del bronzo, anche se la prima vera opera di bonifica è stata effettuata in epoca romana. Tuttavia l'attuale paesaggio si deve ai monaci dell'abbazia di Vidor che attorno al 1200 hanno trasformato il vasto acquitrino in un sistema di campi e canali di drenaggio. Ancora oggi, nonostante l'abbandono di molte pratiche tradizionali, si possono osservare i cosiddetti campi chiusi. Si tratta di campi circondati da siepi, proprio come queste che vedete di fianco a me, le quali, oltre a proteggere i canali dall'erosione durante le piene, fornivano legna da ardere e materiale per la costruzione di svariati utensili, nonché abbondanti risorse alimentari come frutti, funghi, chiocciole oppure selvaggina. La peculiarità paesaggistica e naturale di questo territorio deriva dal fatto che la sua superficie è di qualche metro più bassa rispetto alle aree circostanti. Sopra i sedimenti fini depositatisi dopo l'ultima glaciazione si è sviluppato un suolo particolarmente argilloso e quindi impermeabile. Come conseguenza l'area è diventata paludosa e quindi è proprio per questo che noi poi la chiamiamo Palù da palude.
Approfitto di questo breve momento di pausa per raccontarvi una cosa molto importante: la necessità e l'importanza di preservare un territorio così bello, territorio tra l'altro che è stato già inserito nella rete europea Natura 2000, hanno portato nel 2018 alla nascita del progetto Life Palù QDP, quindi Quartier del Piave. I loro obiettivi entro il 2023 sono quelli di aumentare le specie vegetali rare, di rafforzare la presenza di rettili, anfibi e farfalle, di sviluppare modelli innovativi di gestione agroforestale e, quello che devo dire mi piace di più, rafforzare il senso di appartenenza della comunità al territorio, quindi verso il territorio del Palù. Ecco, allora abbiamo quasi finito il nostro anello, il nostro percorso che ci ricongiunge al cimitero di Mosnigo e niente, mi sono fermata un attimo perché ho visto questo bellissimo parchetto con tutte queste sculture fatte in legno, proprio come questa qui, e sono rimasta molto colpita, quindi ho deciso di fare un'altra piccola pausa e di godermi, ecco, questo posto. Spero non sia privato, ma vi posso assicurare che non c'erano recinzioni, non c'erano cartelli, quindi io mi sono avvicinata in ogni caso. Io vi ringrazio, ormai la puntata è finita e vi ringrazio di essere stati in mia compagnia e mi è piaciuto tantissimo fare il percorso, la camminata di oggi, perché insieme a voi ho scoperto un luogo, un'area che non conoscevo e niente, ci vediamo la prossima settimana. Vi ricordo, se volete, di seguirmi sia sulla mia pagina Instagram che Facebook. Ciao a tutti!